Consiglio regionale hanno cambiato e non poco i possibili scenari politici in alcuni assetti chiave della Marca. Ad iniziare dalla provincia, dove il presidente Muraro, dato in partenza per Venezia, rimarrà invece alla guida del Sant'Artemio fino alla scadenza naturale del mandato. Presidente sì, ma ora più che mai sotto scacco da parte dei consiglieri della Lega, partito che ha lasciato per la lista Tosi. I consiglieri provinciali che lo stanno sostenendo faranno delle riflessioni e vedremo come andare avanti, vedremo se riusciamo a trovare delle soluzioni per andare avanti. Insomma, non lo sfiduciate al momento? No, al momento assolutamente no. Una scelta che però molti non condividono, visti i risultati di Castelfranco, con la Lega che ha confermato il sindaco. Un voto che fa la differenza a favore della Lega nella scelta del nuovo Consiglio provinciale, eletto dalle amministrazioni comunali, soprattutto considerando che il prossimo anno si va al rinnovo di comuni importanti e altrettanto rischiosi per il Carroccio come Montebelluna e Oderzo. Sulla permanenza di Muraro a Sant'Artemio pesano molto le decisioni che il Presidente prenderà nelle prossime settimane, ad iniziare dalla dirigenza della società pubblica di trasporto MOM. Chiaro il messaggio della Lega, decisamente ostile all'ipotesi Baggio. Il MOM ha delle scadenze importanti entro fine anno e quindi un mantenimento della governance credo sia la cosa migliore. Poi l'anno prossimo si possono fare tutte le scelte che si vogliono. Infine Treviso, dove la Lega conferma già da adesso la ricerca dell'erede di Gentilini. Ci stiamo lavorando perché riteniamo che Treviso meriti una soluzione e delle soluzioni migliori di quelle che questa amministrazione sta dando. 3 anni o anche prima? Non sta a noi dirlo, noi bisogna che siamo pronti in qualsiasi momento perché quello che sta succedendo a Treviso è di difficile comprensione per i trevigiani perché la questione immigrati, l'immobilismo dell'amministrazione e tutto quello che ne consegue stanno mettendo in forte disagio i trevigiani. Io a Treviso ci abito oramai da qualche anno e lo sento quotidianamente.